Abbiamo cominciato quest'anno a stabilire un percorso di approfondimento del mondo del vino, sia nella funzione della prospettiva del bere consapevole, sia nella prospettiva di una valorizzazione del territorio. Allora, è una serie di manifestazioni che abbiamo voluto a Venezia proprio perché eventi a Venezia voglia dire portare la gente a Venezia senza lo stress della giornata. Sì, buongiorno, sono Massimiliano Consorte dell'AIS Venezia. Siamo qui in questa splendida location per presentare la parte finale di un percorso che ci ha visto collaborare appunto con la Strada dei Vini, l'Ison di Pramaggiore. Allora, sono Amadio Francesca, presidente Strada Vini, DOC Lison Pramaggiore. Siamo a Venezia ed è un avvenimento per noi molto importante per una serie di motivi che proverò ad elencarvi. Ha una scaletta, ha una sequenza ed è questa. L'abbiamo chiamata Biennale del Vino perché ricorre in una città così importante. Siamo venuti a Venezia perché Venezia è comunque il più importante punto di riferimento, di partenza e di arrivo per la comunicazione con il turista e non solo. Sono Antonio Geretto, faccio parte del Consiglio di amministrazione della Strada del Vino, già da 3 mandati. Per quanto riguarda la manifestazione biennale del vino, ho curato insieme alla Presidente Francesca Amadio tutta l'organizzazione. Siamo molto fieri di aver organizzato un banco di assaggio, una rassegna così importante qui a Venezia, perché l'Ison Pramaggiore rimane comunque l'entroterra veneziano, che era la storica vigna dei Dogi. Quindi quale miglior palcoscenico dell'Hotel Monaco e Gran Canal, quindi in un posto così prestigioso nel centro di Venezia, per proporre i vini Lison Pramaggiore, con la possibilità di avere tutte insieme 25 realtà del nostro territorio che propongono i loro vini, anche per dimostrare che sappiamo lavorare bene e valorizzare i prodotti del nostro territorio. Noi abbiamo cominciato questo percorso ancora all'inizio dell'anno, proprio in questa prestigiosa, anche se il termine è abusato, ma sicuramente è interessante e importante, sede, con un incontro con il mondo dei vini dei piemontesi, che ha avuto fra l'altro un grosso successo. Abbiamo continuato ospitando il Forum Nazionale degli Spumanti presso l'Hotel Danieli e stiamo in conclusione dell'anno, dopo aver organizzato una verticale di un vino un po' misconosciuto ma sicuramente molto importante, che fa parte del patrimonio italiano, come il Marsala. Questa manifestazione quindi si inquadra in questo percorso e direi che non poteva mancare, accanto a una visione globale del mondo del vino, una valorizzazione del nostro territorio e della nostra provincia. L'Ison e Pramaggiore non è altro che un'ulteriore manifestazione che noi vogliamo programmare a Venezia, proprio perché è una DOC del veneziano. È un momento importante perché è un momento in cui crediamo nella coesione di produttori, è il primo evento in cui usciamo completamente dall'entroterra, dalle zone di nostra produzione, ci rivolgiamo su Venezia, abbiamo lavorato a lungo e siamo arrivati a 25 aziende presenti in questo avvenimento. Siamo usciti su molte riviste online, abbiamo fatto un porta a porta molto, chiamiamolo certosino, con amici ristoratori, albergatori, in modo appunto da dare una visibilità totale alla Strada del Vino. Oggi noi valorizziamo e lo facciamo volentieri questa produzione della nostra DOC locale, proprio perché rappresenta uno dei fattori di eccellenza nel mondo del vino accanto ai prodotti del territorio, e lo facciamo volentieri per il legame che abbiamo con il mondo della produzione, ma anche e soprattutto per il valore intrinseco di questi prodotti, che sono sicuramente da far apprezzare al mondo.
Vini che indubbiamente rientrano anche un po' nel tema di oggi, che è quello di poter pensare che ormai il gusto delle persone, il gusto dei degustatori sia in ogni caso pensato alla possibilità di una quotidianità elegante, una quotidianità di qualità, proprio perché queste eleganze e queste qualità sono in grado di darcele tutti questi vini della DOC Lison e Pramaggiore. Sono tanti, sono in ogni caso programmati o perlomeno si spostano nel gusto dei vitigni internazionali, ma non dimentichiamo anche qualcosa che appartenga letteralmente, per così dire, al territorio, quindi la tradizione è rispettata attraverso un vitigno come il Re Fosco, attraverso il Lison classico, quindi quel Tokai italico, principalmente Tokai friulano, e attraverso anche una nuova forma che è quella di avere un vino per i dessert, quindi l'appassimento del verduzzo friulano. Penso che sia una chicca per quanto riguarda la curiosità anche di questa giornata e penso appunto che questa giornata sia proficua. Accanto ai produttori abbiamo però, perché Stradavini non significa solo vini e cantine, abbiamo i panificatori, abbiamo dei salumifici, abbiamo una latteria, ci sono 8 cuochi che appartengono ad un'associazione con noi associata che prepareranno un pranzo con prodotti tipici dell'entroterra. Gli organizzatori, noi come AIS Venezia, abbiamo organizzato principalmente l'evento con Massimiliano Masini qui al mio fianco in rappresentanza appunto della nostra delegazione Venezia, con un supporto importante da parte di ben oltre 10 sommelier che seguiranno un po' l'evento, in particolare attenzione a tutti i produttori, ad ogni esigenza specifica. Buongiorno, volevo anche ricordare che abbiamo un momento molto importante di 2 orizzontali all'interno della manifestazione in cui conosceremo il Lison classico, diciamo il vecchio Tokai, quindi è un momento proprio conoscitivo del territorio. Speriamo di ottimizzare tutte e 2 le degustazioni e valorizzare al massimo la strada dei vini. Grazie. Ci ha fatto piacere ed è sicuramente una cosa che continueremo a fare. La programmazione per la fine dell'anno prevede un'altra degustazione importante su una zona interessante del territorio come la zona del litorale del Cavallino e poi una importante manifestazione che faremo all'inizio dell'anno prossimo con i prodotti di Francia e in particolare con le bollicine francesi. La nostra attività è intesa proprio a questo, ad approfondire questo percorso che abbiamo cominciato già dall'inizio dell'anno, ma che continueremo anche l'anno prossimo, in una programmazione di approfondimento, di studio, di approfondimento e anche, se vogliamo, di nostra personale esperienza alla ricerca di emozioni, alla ricerca di prodotti di eccellenza del territorio e alla ricerca, in ultima analisi, di quelle che sono le nostre radici.